di cui nessun grande libro racconta. Ma quei dolori sono miei e pesano sullo spirito di una donna, di una regina morta di peste, come il padre, come il figlio. Però questo dolore mi ha permesso di guardare indietro a quello che è stato e avanti, vedendo quello che ancora accade. Vengo quindi a voi ora, perché ho sentito le stesse urla di terrore che sentii in vita. Le donne ancora hanno paura di stare da sole. Ho visto ancora volti di ragazze lividi per amore, gli stessi gentiluomini. Secoli fa provai a cambiare le cose, vedendo le guance delle donne solcate dalla paura di esistere, come fosse una colpa. Ricordo ancora molto bene quando riunii il consiglio, nobili funzionari del regno. Era tempo di regolamentare punizioni e leggi a protezione delle persone, di tutte le persone, non solo di chi aveva i soldi per difendersi. E fu così che presi la parola e proposi leggi che salvaguardassero le donne, che le proteggessero da stupri e violenze. Mia madre forse mi avrebbe detto che dovevo starmene al mio posto, ma quel trono era il mio posto. Voi immaginate i dignitari di Arborea sbuffarono. Ah, eccola! Inizia a parlare di donne con tutti i problemi che abbiamo. Già, altre si sono fatte intimidire da quegli sguardi, da quei sussurri. Ma quando sei sicuro che stai facendo la cosa giusta, no, non bisogna fermarsi mai. Purtroppo i tempi non erano ancora maturi per raggiungere le vere garanzie di cui noi donne abbiamo bisogno. Sono riuscita però a garantire a una donna sposata, nubile o vergine, di non essere umiliata, di essere trattata come una persona qualunque davanti alla legge. Se un uomo, un porco, avesse osato toccarla, avrebbe dovuto pagare il fio. Lo so, provai ad avere di più, ma purtroppo il mondo era ancora di chi portava la spada, di chi poteva sognare di essere un eroe antico. Potei proteggere le mie sorelle solo come mogli e figlie. Forse non era abbastanza, ma era tutto ciò che potei fare.
Però mi piace pensare che ciò che abbiamo oggi, un Occidente dove una donna può vestirsi come vuole, può lavorare ovunque, può urlare ciò che pensa quando qualcuno gli dice stai zitta. Oggi una donna non è più costretta a umiliarsi quando è la vittima di una violenza. Ora riempiamo piazze e saloni per dirci che non siamo mai sole. E così le donne che in Oriente mettono a rischio la loro vita per assaggiare la libertà. Penso che questo risultato lo abbiamo raggiunto un po' anche grazie a me. Rischiai tutto. Rischiai di essere assassinata come mio fratello. Sono morta di peste, come mio padre, pur di stare vicina alla mia gente, per capire ciò di cui aveva bisogno. Certo, sarei potuta andare in montagna, là dove i monti sono verdi e bianchi. Mi sarei potuta costruire un palazzo lontano dai mali del mondo. Ma adesso non potrei vedere ciò che abbiamo raggiunto.